Domani 2 giugno anche il FAI celebra la festa della Repubblica, riaprendo l'accesso e tornare così a visitare il giardino della Colimpetra. Chi lo farà donerà un contributo libero e volontario. Il FAI rilascerà altresì anche una tessera omaggio di iscrizione annuale a tutti quelli che durante la pandemia si sono spesi per il bene comune, come le forze dell'ordine, i medici, gli infermieri. Tanti luoghi del cuore che si possono votare tramite Facebook nella nostra provincia. In testa al momento risulta la Scala dei Turchi a Realmonte, ma c'è anche la Valle dei Templi, la Casa Natale Luigi Pirandello, la Biblioteca Lucchesiana e l'area naturale di Maddalusa, che già ha avuto un centinaio di preferenze. Ariana Iacono è impegnata anche per l'iniziativa I Luoghi del Cuore del FAI, ecco, parliamone più approfonditamente. Sì, quest'anno ho avuto l'onore appunto di essere chiamato a fare parte della delegazione FAI di Agrigento e quindi avevo un po' un pallino nella testa che già mi frullava da un po' di tempo, ed era quello di rivalutare tutta la zona di Maddalusa, il boschetto, la spiaggia di Babbaluciara. Insomma è una zona bellissima che purtroppo da anni è abbandonata al degrado e che invece avrebbe bisogno di essere rivalutata appunto per quello che è una bellissima zona naturalistica in cui ci sono uccelli migratori, in cui la vegetazione, insomma, è tutto molto bello e molto ricco, tramonti meravigliosi che si possono vedere dal boschetto e dalla spiaggia, appunto i tramonti sulla vigata di Andrea Camilleri, sì, di Porta Empedocle. Quindi un posto veramente bellissimo, che però vive nel degrado ormai da tantissimo tempo, e quindi ho colto l'occasione appunto dei Luoghi del Cuore, che è un censimento che il FAI fa ogni anno per segnalare i posti appunto che a noi piacciono, che amiamo particolarmente. Questo è un censimento aperto a tutti, tutti possono votare e tutti possono anche segnalare un posto del cuore, e devo dire che già nella provincia di Agrigento ce ne sono tantissimi, non solo Maddalusa che appunto ha già oltre 100 voti, quindi sta facendo una bella scalata, e presto costituiremo anche un comitato appunto per la salvaguardia di Maddalusa e per promuovere l'ascesa in questo censimento del FAI, ma ci sono anche tantissimi altri luoghi. C'è la Scala dei Turchi che addirittura è tra i primi 20 posti in Italia, quindi insomma sta avendo grande riscontro. C'è la Biblioteca Lucchesiana, insomma ce ne sono tantissimi posti. C'è il Teatro Andromeda di Santo Stefano, quindi veramente ci sono tantissimi posti e ognuno può segnalare il proprio posto del cuore. C'è anche il Mete, per esempio, di Siculiana, il piccolo museo Mete, molto interessante. Sì, ce ne sono tantissimi, io ne ho citati solo alcuni che sono tra quelli insomma che ricordo, ma ce ne sono veramente tanti, ed è una bellissima occasione per raccontare un po' i nostri posti del cuore, i posti ai quali siamo affezionati. Votare è semplicissimo, basta andare sul sito FAI, registrarsi e poi votare anche più di un posto, ecco, più di un luogo. Sicuramente si può dare preferenza a tanti bellissimi posti, c'è anche Punta Bianca, insomma tanti bellissimi posti che abbiamo nella nostra provincia.